A distendersi Vizzo Cerro ha aperto su Trentacoste che viene raggiunto da Calagna per mettersi in proprio ancora il numero 30 che prende il fondo, va al cross in mezzo, Martignetti, la palla è buona, Verardi a colpo sicuro, Martignetti ha fatto da muro. Occhio a Iomini in movimento dentro l'area, vede Caronia che allunga per Calagna che prova il mancino sporcato, Chimento facile, può bloccare, giusta l'idea di Calagna su questo. E anche D'Amico, palla corta sulla Vardera che torna ancora dal 7, chiamano un fuorigioco, Calagna mette il cross dentro, colpo di testa sul secondo palo di Totò Maltese che sblocca la partita al minuto 24 su uno schema di fatto da calcio d'angolo. Arriva la prima firma per l'ex San Giorgio Piana, ha segnato Totò Maltese, prima firma nero-verde per lui, si erano presentati benissimo. Direzione di Maltese che va a saltare, Perricone la prende sempre lui, Streberger, la Vardera apre su Caronia che nel frattempo ha fatto lo stesso movimento, cross sul secondo palo, con un pizzico di ritardo non arriva Maltese. Perricone o Vizzo Sero? Parte Perricone col mancino, Polizzi in due tempi. Va lui col destro sul secondo palo, Perricone di testa! La palla è in porta ma c'è fuori gioco. Si alza Ambito davanti a sé, Grillo sposta il 27 che si appoggia sul 28, cross dall'altra parte per Maniscalchi, scalco di Mercurio, Maniscalchi mette giù, sposta sul mancino, Maniscalchi calcia! Se lo inventa dal nulla Ferdinando Maniscalchi, pareggio al Montelepre 1-1 al 41esimo, con pazienza, con calma e con una grande giocata di Calagna. Palla per Macaluso che imbuca dentro per il movimento di Caronia. Caronia! Sembra una fotocopia dell'andata. Segna ancora, segna sempre Angelo Caronia. 2-1 per i porti di Codace nel momento in cui c'è da essere maturi, da essere squadra. Trovare l'impresa e portare supplementari. Sul secondo palo Perricone ancora in fuorigioco, va di testa, stavolta palla in bocca a Polizzi, ma come nel primo tempo si alza la bandierina dell'assistente. A 4, perché Zerillo può fare anche il terzino. Caronia sistema, vuole calciare! Chimento si distende dalla sua destra, ha disegnato una parabola Caronia. Adesso torna a destra, fatta. Alfano tocca, palla riconquistata, Macaluso prolunga per Alfano, può iniziare regolare, Alfano a terra, calcio di rigore. Sul pallone Gianni Calagna che dopo l'assist può festeggiare. Calagna, spiazzato Chimento, 3-1 per i porti di Caudace, non poteva sbagliare il numero 7 al dischetto e la presentazione è ottima anche per l'ex Athletic Club. Lungo di Polizzi, Perricone di testa, Grillo porta avanti, poi palla imbucata che non passa, rimpallo alla pandetta solo Grillo in aria, Grillo! Palla fuori di un soffio, ha fatto tutto il campo Grillo, ma gliel'ha presa Chimento, allora una grandissima parata questa.